Sono attualmente l'assessore all'urbanistica, all'edilizia privata e al verde del Comune di Cagliari. Luna la conosco ormai da un bel po' di tempo, credo di essere un piccolo sostenitore, insomma. Abbiamo collaborato molto, soprattutto quando abbiamo realizzato qua a fianco questa riqualificazione di quello sterrato che adesso è diventato un giardino e un campetto di calcio. Ho avuto con Ugo Bressanello un contatto abbastanza costante, una collaborazione molto positiva, quindi insomma sono anche un discreto frequentatore, perché ormai sono tornato diverse volte a seguire anche non da questa parte del palcoscenico, insomma, le iniziative che erano programmate. Alcune intuizioni che esprimevano le migliori intenzioni possibili, cioè la creazione di spazi di socialità, la verticalizzazione dei palazzi, alla fine si sono in realtà rivelate non opportune. Soprattutto è stato un errore immaginare di rinchiudere, di ghettizzare situazioni di disagio in alcuni quartieri fortemente densi dal punto di vista urbanistico, dal punto di vista edilizio. Bisogna ragionare oggi in termini diversi, bisogna cercare di continuare con un'azione che dia risposta alle esigenze abitative, ma diffondendo sul territorio e facendo in modo che in questo modo si favorisca anche una maggiore integrazione e soprattutto bisogna evitare di creare nuovi ghetti. Il grosso del bilancio di Cagliari è destinato alle iniziative, alle politiche sociali. Al verde è dedicata una parte abbastanza piccola del bilancio. E poi ripeto, la riqualificazione sociale secondo me è fortemente collegata alla riqualificazione dei luoghi. È difficile immaginare che ci possa essere una riqualificazione sociale, l'acquisizione di una migliore qualità della vita in posti brutti, in posti banali, e quindi creando una diversità tra i cittadini che per esempio abitano nei centri storici o nei quartieri privilegiati e altri cittadini che abitano in quartieri brutti e non serviti da tante cose, da tanti servizi, ma anche dal verde, che secondo me il verde è fondamentale per dare qualità della vita, capacità di riconoscimento, felicità di vivere in un posto.